Oggi c'è una finalissima da giocare e magari dico niente, va? Ciao, bentornati sul canale Superallan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, vedrete l'ennesima cosa pazza di questo Napoli Creators. Come prima cosa però vi volevo ricordare che dopo Juve-Napoli di Serie A, questa sera a partire dalle ore 19 al Donorione a Roma si giocherà un altro Juventus-Napoli tra Creators e sarà la finalissima di YouTuber League. Ovviamente tutte le persone che possono venire potranno assistere a questa partita dal vivo, vi aspettiamo tutti quanti per un grande supporto, per un grande sostegno, ci fa sempre piacere comunque vedervi a prescindere dal tipo e quindi io non mi perderei in troppe chiacchiere. Fatemi però sapere se volete anche in questa occasione il mio consueto vlog, quindi quello in cui faccio vedere in retroscena tutte le cose varie tra lo spogliatoio e non solo, anche magari in camera d'hotel. Fatemelo sapere, anzi dimostratemelo, lasciate almeno 10.000 mi piace se volete il mio classico vlog anche per questa finale. Lasciate un bel commento, scrivetemi Forza Napoli Creators e iscrivetevi al canale. Arriviamo presto a 90.000 iscritti. Ma a proposito di finalissima, vediamo un attimo il capitano del Napoli Creators come si sta preparando a questa partita. Andrea, ma io intendevo come si sta preparando a livello atletico, non a livello estetico. Andrea, non è mai uguale una finale, a me fa una sfilata. Morto ragazzi, morto il capitano del Napoli Creators. Al suo posto ci sarà Salvatore Lanza, detto anche Lanzovic. Andrea, oggi cosa faremo? Allora facciamo chi viene prima challenge. Allora signori, ci sarà un restyling del capitano, al quale però metterò mano io. Colorerò la wallera di Andrea Fusco. Andrea, gliele faremo viola come la maglia di Mandragora. E quindi Andrea, pronosticare Mandragora, io mi prendo un po' di droga. Allora c'è una cosa, Juve-Napoli Creators, finalissima. Quindi Andrea, pronosticare 4-0 Juve. Tutta macchina, Andrei. Andrea, fatti vedere. Ma che ti hai fatto una mattutina? Sì. Su di chi? Bandanara. no Andrea. Quindi nel calzino? Andrea, fatti vedere a Voscornus. Lo scurrugiate. Andrea, fatti vedere. Andrea, diciamo oro colato sul polso. Ma ne diciamo Emanuela? Andrea, Non ho capito. oro colato sul polso. Ma che cosa? Oro colato sul polso. Schillato. Oro colato? Bellissimo. Andrea, comunque stamattina ho una gran voglia di mettertelo in. Che ne pensi? Oh. Ma vuoi venire qua? Sì, aspetta, ma no. Ci vediamo. L'emozione Non ha voce. non ti so parlare di soldi. Comunque meritavi assai. Guarda qua. Cioè, già si vede la stempiatura così. Senti, allora mi fai un 4-3-3. 4 per te, 5-4-1. La fanno poco. Fanno poco 5-4-1. Oh, Solo ballo, poi esterni salgono. I terzini tiene proprio alti ti. Zunica. Mannaggia, ma. Cioè, chi si invece mi fa crescere, capite? Mi può tagliare. Eh sì, perché vado da mandare alla Turchia, dove No, mette in ok. sé Osimhen. Comunque col gomito ti sto toccando il membro. Ecco. No, Andrea non ne ho membri, avanza. Ma cagna target là, a scrivere i panza. Io e te stasera. Vorrei andarmene a Guantanamera. Andrea, non era questa canzone. E stasera vorrei farmi un nene. Non era manca questa canzone. Andrea. Incredibile, ma che sta facendo chi sta? Oh, un grandissimo omaggio al grandissimo Gigi D'Alessio. Gigi finito. Stai facendo a zero, stai facendo. Quando devi dire terzino in coppa tangenziale. Ma Mirko Savini, Salvatore Aronica? Andrea, già ci sti capelli. Quando schifo, ma che sta combinando? Che è sta cosa? Supererai a un passo da te. Maria Andrea. Sono Franco, stai fuori. Vabbè, sono io. Ah, voglio bene, 400. Poi, come abbiamo una stucchione? Andiamo a mettere, faccio un muro. Ma mi sei stupido. Che colore lo facciamo oggi il muro? Viola. Ma che non scherzo? Perché? Noi dovete fare viola, tipo. Spero di no. Che quando ti fai praticamente la pugnetta con la mano, diciamo. Di richiamo. La mano con la non tua forte. La mano di richiamo. Sì, la mano di richiamo. È come se te la facesse un'altra persona. Quando stai a mano a dormire, vabbè. Vabbè.
Allora, io davanti a una ciotola. Tu che Pensavo uguale. La spugni come si posso usare, te lo fai passare. Posso farlo già? Porca troia. Cioè, ma vatti capire tu mi stai facendo mettere un culo a Giovanni. Io sono proprio l'esperimento di questo negozio. No, tu sei la capia. Sono la cavia. Non c'è la capocchia. Cosa fa? Ah no! Vabbè, mi è entrato un po'. Ma era un Mi è bellissimo! entrato un po'. Ma va, brucia. Metti pochi pili di ciuccio. Non vorrei. Andrea, guarda che sto combinando. Andrea, sta facendo buona. Sta facendo un bello servizio. Oh, ma scusami, qua invece lo faccio verso giù? Sì. Dai, faccio avanti. Già sento un bruciore. Che ti perdate l'anima e il cuore. Qua facciamo belli passati. Ma siamo prolungato, che già fa. Tratto. Però se tu ne scindi. A lui stai scendendo, un bel. Ma mi devo stare comodo, dove Ci essere metti sotto la scrivania. Anzi, può mettere proprio là sotto, se non un baga buono. Metti un po' più sotto, metti un po' più sotto. No. Dall'angolo di lui. È arrivata a bascia chi sarà maronna neve. Taglio alla Ronaldo il fenomeno. Questo mi è rimasto, giù. O ciuff. Che ne pensi in generali? Cioè, vediamo da sopra cosa sembra. Fateci sapere qui sotto nei commenti da sopra cosa sembra così. Guardatelo così, è molto facile sapere. Waller. Ecco, chi si pirano che stanno sotto sulla coppa da sopra il membro. Quindi tu sei il membro. No, questo è il membro, la faccio. Andrea, ti messo sotto vuoto. Vogliamo a mettere in tuo frigorifero. La capocchia fredda. Ti brucia un poco. Un po' sì, però sopportabile. Questo sempre per i prodotti fantastici che usa il buon Lanza Salvatore. Intanto è venuto anche zio Mirko. Andrea, stai scagnando a cadere, caghettino, tutto giallo. Quindi il colore è giallo camerino. Vediamo giallo come esce però, potrei pure cambiare idea. Idea! Quale idea? Vedi che lei non ci sta. Idea, ma quale idea? Wow, pare John Travolta. Ma para Waller. No, volevi dire John Travolta, volevi dire Johnny Bravo. O di Def. Ah, di Def, più mi sa di. Guarda cagata una giraffa in capo, Andrea. Ah, la combinata, visto. Ollo, vedi che hai combinato, lo. Ma parlo sempre solo. Guarda cagato merda in capo. Guarda fatto uno starnuto Bart Simpson. Già da conferenza, perché a tutto quanto ha come stato, da non ricevere a capo. Allora ragazzi, fate sapere qui sotto nei commenti se vi piace Andrea biondo. È da provare secondo me, È meglio così che è bianco, sincero. Andrea? Ok, rimaniamo così, dai. Ok. Andiamo a mano. Vai, andiamo Andrea, andiamoci. Abbiamo finito. Va bene così, signore. Ma senza cazzo, cosa un cazzo? E a ti un Tossica. e a cattiveria. Guarda là, va. Andrea, stai vedendo i capelli? Io era già futrapiando. Ah giù, io già i peli della Waller e me li devo mettere in testa. Tengo più peli sulla Waller che in testa. Voi vedete? Tanto lo E che ti stai continuando a pettinare? Pettinato. Pettina per me, i peli della Waller, mettimeli in testa. È diventato come Osimhen, oppure Dries Mertens, oppure Mauro Icardi, Birezung. In Turchia. Allora, io qua stiamo facendo la seconda passata per stucchi, per pareti contro soffittature, chiamata Salvatore Lanza e a fare bello servizio, è sistemato, tranquillo. E chiaro, dice che Madera, dice che non vedeva l'ora. Chi amiche, non nemiche, sicuro non ti amiche. O morirà leggenda. O morirà... O morirà in TV, o morirà leggenda, bamba sul danno. Cosa ti sei preso da mangiare? Onestamente, tuo panino preferito? Bello, quello è proprio che è fatto bene, mi ricorda l'infanzia. Che bello, ma che là? Lenticchie. Mettimene un po', va? Due panini. Un topping. Mettimi un po' di topping di lenticchie. No, cartucango palandicchi, chiuso in dacchi che sta là fuori. Bene, lenticchie, pomodoro e tutto. Vediamo un po'. Tiene pure una bella musca in, no? Come sapevi che sape? Wow, guarda, vai io. Di Napoli-Juventus per la prima volta contro Tanto l'ansia sale? c'è una coppa, L'adrenalina. Crispo si accentra, pensante al tiro, il posto di lui. Simo? Andrea, è arrivato il momento preferito. Sì, lo sciacquo. Ma è bianco o caldo? È bianco caldo. Hai diversi sensi. Oh! Mamma mia, giù.
È Se bello o no? potete, è bello, sì, perché ho avuto finalmente una fonte che... Di goduria. Una fonte fredda. Bello, Dani, bravo. Così era pronto. Dre, non ti sei vista ancora? Aspetta. Vabbè, ma questo non è ancora il... Aspetta, ci capito, però questo già potrebbe essere una cosa vicina a quella che devi fare. Cosa sembra? Di Marco. Ah. Eh? Ancora un po' giallino, sì. Boh, però non sei abituato a questo tu. No, no. Ci sta. Il canale sta devi viene, se non vuoi tu cosa cavolo. Ciao. Ya sta zitto. Ultima passata e poi saranno capelli viola. Ma io nel frattempo sto facendo una grande cacati. Allora ci sta ragazzi, un fan. Praticamente mi guarda da qua come se fossi tipo un animale, non parla, guarda, sta così, capito? Ecco. Vuoi mangiare? Vuoi mangiare? Mangiare? Dai, una da mangiare. Ma perché non mi dici ciao? Ciao più. Sarà timido? Oppure sarà lui, sarà lei. Allora Andrea, io ti vedo. Pure io ti vedo. Ok. Allora, il voto che do a questo capolavoro di Salvatore Lanza è 10. Wow, 10. Sinceramente sì. No, perché è venuto proprio perfetto. Oh, ci ha messo pure la mano mia oggi. Ci ha colorato un po' pure io. Ok, ti vedi tu. Ho le stesse vibes di quando feci i capelli carnaceo. Però là erano mesh. Che ne esce niente. Mesh spontaneo. 1, 2, 3. 3? 1, 2, 3. Zumba. Ma questa reazione è positiva o negativa? Ma però sembra un pazzo. Einstein? Però secondo me stai bene. No, qualitativamente sono usciti ottimi. Fammi dire qua che è uscito. Siamo qui, ho sentito sempre la stessa roba. È cambiato il cuoio capelluto. Mazzocchi spinazzolo. Bicca. Cambiate il cuoio capelluto, ma non il 541. Non è pulito. Non è pulito, giustamente. Belli, belli. Sono comunque bianchi. Vabbè, tendenti al grigio. Un po' più scuretti forse dei tuoi. Sì, comunque soddisfatto. Pure io do voto 10 perché alla fine era quello che mi aspettavo e non avevo dubbi sui figli di Lanza, non su di lui. Che ne pensi, Dani? Siamo più forti di Samuel. Samuel? Che ne pensi del capello?